Più di metà dei comuni veneti, esattamente il 51%, ha meno di 5.000 abitanti, 38 hanno meno di 1.000 abitanti, 249 non arrivano a 5.000. In tutto ci vive meno del 15% della popolazione residente. Le fusioni di comuni non sempre sono andate a buon fine, ma quelle che sono state completate hanno ricevuto importanti sostegni economici da parte del governo centrale e di soldi ne arrivano ancora. Nei giorni scorsi il Ministero dell'Interno ha ufficializzato il riparto definitivo del contributo straordinario spettante per gli anni 2023 e 2024 e così 14 aggregazioni della nostra regione ricevono risorse aggiuntive provenienti dal Fondo di solidarietà comunale. Secondo l'analisi della Fondazione Think Tank Nord-Est, in Veneto arriveranno altri 558.000 euro che si aggiungono ai quasi 25 milioni già erogati. Il Vicentino è uno dei territori che maggiormente beneficia dei contributi extra. In Pedemontana, Valbrenta riceve in tutto circa 63.000 euro in più per un totale di quasi 2 milioni. Colcerese arriva a quasi 1.700.000 grazie ad un'assegnazione di altri 50.000 euro. Lusiana Conco scavalca la soglia di 1,4 milioni con altri 43.000 euro. In Pedemontana viene premiato anche Pieve del Grappa, che supera la quota di 1.800.000 euro grazie a circa 54.000 euro di contributi aggiuntivi.